Eh sì, molto 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 coraggioso. Benvenuto invece a Raffaele Padrone, ormai un appuntamento solito per il vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato. Cambiamo però completamente argomento perché È meglio perché è la serata. la serata. Però ogni tanto dopo tutte queste disgrazie è meglio. Certo. È meglio buttarla in ridere. Sì, no, no. Ma è andata Parliamo così. di proteste invece della polizia, perché appunto molti agenti sono ormai costretti a comprarsi le divise da soli, lo Stato non ha soldi, ci sono auto che hanno oltre 300.000 chilometri e devono ancora andare, e agenti che al poligono vanno a sparare ormai da mesi. Qual è la situazione della Polizia di Stato attuale, Padrone? Ma lei ha toccato il punto delle divise, quindi io in questi 2 minuti parlerei solo delle divise perché ce n'è tanto da parlare. Noi abbiamo i magazzini di tutta Italia che riforniscono la Polizia di Stato vuoti, completamente vuoti. L'assurdo... A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno può godere. I messaggi che... Beh, è un po' vecchio questo messaggio. Non conosco questi messaggi, vuol dire che lei conosce anche questi Ma messaggi? lei è un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo, diceva tutto. Prego. Quindi torniamo nella nostra sincerità e siamo seri perché dobbiamo denunciare questo fatto. Ci sono tutti i magazzini della Polizia di Stato vuoti, completamente vuoti. Colleghi che si acquistano le divise, c'è stata una protesta alcuni giorni fa anche da parte di un politico che sotto quell'aspetto critico solo per la vicinanza così tanta alla polizia non serviva a indossare questa divisa, questa maglietta, perché, sa perché? Non perché lui può e non, perché per noi è fatto divieto assoluto di indossare la divisa durante le manifestazioni. Oggi invece quello che dobbiamo dire è questo: colleghi effettivamente che si vanno a comprare le divise, magazzini vuoti. A Trieste, le dico questa, sono arrivati gli allievi e sono state date delle divise con taglie diverse. Per dire che la taglia S per 2 anni non sarà distribuita alla Polizia di Stato perché nell'appalto si sono indicati di ordinare la taglia S, quindi o tutti grassi ML e XL. e quindi abbiamo finito con la storia dei panzoni che qualcuno diceva. Quindi questa è l'assurdità. Però speriamo il Padrone che almeno le pistole siano appunto funzionanti, cioè in questa crisi almeno le armi che ci dovrebbero appunto difendere, almeno quelle vadano. Beh, a sparare si va a sparare perché è proprio stata una lotta sindacale quella di andare a fare. Però tornando al discorso delle magliette, le dico questo, che a giugno a Padova abbiamo fatto, proprio noi dell'UGL, abbiamo fatto una sorta di lotteria di beneficenza con i negozianti che davano i loro prodotti a noi per poter vendere e per comprare, avere 2.100 euro per comprare le magliette, quelle nuove estive che non avevamo. Questa è la vergogna, insomma, no? E poi ci sono un aumento, parlo di questo, un aumento di 9 euro al mese, così si parla di 9 euro 130 lordi annui, nel nostro contratto scadute già da 9 anni, va bene? 9 euro per un operatore della Polizia di Stato, quindi vedete voi. Va bene, grazie come sempre Raffaele Padrone. È una vergogna.